Si chiude con una categoria G, sono in 8 al via dopo i ritiri di Zambrotta, Jet e di Viperina Spin. Lo schieramento 1 Zea, 2 Bolero Griff, 4 Demon Bar, 5 Art Mail, 6 Arrow WVF. Seconda linea 8 Unico Jashiba, 9 Bruno Ska, 10 Zuvetic CSM. I favori per Arrow WVF, Tommaso Gambino in sediolo, numero 6 dello schieramento. In partenza veloce dall'esterno proprio RWF, Zea però lungo la corda mantiene il vantaggio dello steccato. In seconda posizione ripiega Demon Bar che segue direttamente Zea, che guida dunque dopo 150 metri di gara all'esterno RWF, che si accoda in terza posizione al completamento della piegata. Quindi Zea in vantaggio, RWF ha dovuto sistemarsi in schiena, Demon Bar in terza posizione. Vediamo le altre mosse con Art Mail che progredisce dopo 400 metri in 33. Art Mail avvicina Zea dopo 500 metri di gara. In seconda posizione rimane sempre Demon Bar che ha in schiena RWF. Intanto 600 metri in 46,2 davanti alle tribune. Si presenta in vantaggio Zea nei confronti di Demon Bar. Al largo anche Unico Jashiba che precede Zuvetic CSM e segue Art Mail. 1-1 e 2 il passaggio agli 800, andatura quindi discreta per la categoria, con Zea che continua a guidare la truppa. In seconda posizione Demon Bar. Numero 2 Bolero Griff squalificato. Squalifica intanto per Bolero Griff, chilometro che se n'è andato in 1:16 e 2, con all'esterno ancora Art Mail che si impegna. Alla corda c'è Demon Bar in agguato e siamo al paletto dei 400 metri conclusivi, con Zea che si difende da Art Mail, Demon Bar a contatto, poi gli altri leggermente più discosti. L'errore improvviso però di Zea. Zea squalificato. Sul finire della piegata lascia in vantaggio così Demon Bar, e Demon Bar entra in retta d'arrivo nettamente in vantaggio e nel finale si stacca per vincere nettamente. Il secondo posto è per il numero 6 RWF, poi forse ancora Art Mail. 1:14 e 9 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere, e la vittoria per Demon Bar, Edoardo Locisano, che a sua volta raddoppia in serata per conto di Pietro De Muru e del signor Daniele De Muru. Andiamo a rivedere le fasi finali. 4-6-5, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della settima corsa dal Savio. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione. È tutto per quanto riguarda la serata di venerdì. L'appuntamento è per domani sera con il trofeo Anna Maria Grassi.